Ciao a tutti, come state? Bentornati in un nuovo video. Il progetto di oggi sarà sempre di organizzazione, ma non qua in laboratorio, ma bensì là fuori nella parte esterna dove ho la legnaia. L'idea è quella di costruire un pipe lumber rack. Sostanzialmente è uno scaffale che mi serve per organizzare tutta la legna che negli anni sono riuscito ad accumulare gratis o comprandola ad un prezzo molto conveniente. Ieri mattina ho cominciato già questo lavoro organizzando bene il posto dove andrà montato e principalmente coprendo la zona posteriore che dà sul confine col mio vicino, in modo da non far vedere niente di quello che c'è all'interno e dalla sua parte rendere la vista un po' più piacevole. Quindi molto semplicemente ho utilizzato quelle reti verdi da giardino unita ad un telo impermeabile per chiudere il retro della legnaia. Quindi ho installato con delle viti autoforanti direttamente sul tetto un listello di legno dove avevo attaccato prima il telo verde e poi il telo impermeabile. Ho fatto così sia per il soffitto che sotto, questo in modo da avere una parete divisoria in modo che da dietro non rovini la legna che sto immagazzinando. Poi ho preparato già le travi, che sono delle travi in abete semplici 9x7 cm circa. Le ho squadrate tutte per renderle uniformi e oggi dovrò semplicemente installarle. Ora, il principio è questo qua. Utilizzerò questi vecchi tubi che ho da 3/4 di pollice, hanno un diametro di 26 mm circa. Questo qua è il travetto che dovrò fissare là in fondo e fare una serie di fori simili a questi per poi infilare. Facendo un po' di ricerca online ho visto che alcuni non fanno un foro dritto, quindi a 90 gradi, ma lo fanno inclinato di 10-15 gradi. Quindi io ho fatto degli esempi, uno è questo che è a 90, lo inclinano in su leggermente giusto per non far scivolare fuori questa, ma visto che è profondo non so neanche se esca, ed è il dubbio che sto cercando di risolvere stamattina. Ciao a tutti, come state? Buon giovedì. Stamattina sono andato avanti col lavoro che ho iniziato ieri e sto cercando di crearmi una dima per fare dei fori ad un angolo ben preciso. Ora, cercando online, alcuni montano direttamente il tubo a 90 gradi, altri invece lo inclinano in alto leggermente di 10-15 gradi, però mi sembra un po' eccessivo. Questo è 90, così è 15 e così è 10. Non lo so, facendolo a 90 gradi è molto più semplice tutto il lavoro. Cosa dite voi? Allora, grazie a tutti per la vostra opinione. La maggior parte ha votato per 90 gradi, poi il secondo posto va per i 10 gradi e c'è stato un voto per i 15. Marchese. Subito pensavo anch'io 90 gradi, ma alla fine, pensando meglio, magari 90, avendo tutto il peso, in futuro può andare addirittura in negativo. Quindi 15 è troppo, 10 forse è ancora troppo. Ho rifatto un altro foro con pendenza di 6 gradi. Va molto 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 bene così. Li farò tutti così adesso. Ok, dunque qui abbiamo il foglio, partendo dal basso che è qui, diciamo è 21,8. Ok, queste che ho appena segnato è dove andranno i fori per i tubi, mentre ora segnerò i punti dove fare i fori per la barra filettata. Ne metterò 3, partirò da 1, 2, 3. Mi sembra, se noi guardiamo l'altro disegno, ne va uno qua e uno qua. Ora bella punta da 14 per far passare la barra filettata.
Ok, arrivati a questo punto ho solamente fatto i fori e li ho bloccati in modo che stiano in bolla. Ora quello che manca da fare è solamente toglierle, mettere l'ancorante chimico, fissarle e dopo pranzo finire il lavoro, aspettare un attimo che si asciughi tutto. Però ho voluto mettere l'ancorante ora che ho già fatto tutti i buchi, se no devo sprecare una cartuccia per ogni palo. Perfect. Perfect. Che stanchezza. Questo è com'è e questa è tutta la legna che devo mettere via, più anche questa, per cui sarà divertente ma lunghetta. Benissimo, un altro progetto terminato con successo, quindi finito. La prossima settimana farò il progetto per realizzare lo stand per la sega nastro a metalli. Detto questo, io vi ringrazio sempre a tutti per il supporto. Se il video vi è piaciuto, vi è stato utile, vi invito a lasciare un bel pollice in su se avete qualsiasi domanda o vi va di supportare il canale. In descrizione trovate tutti i link utili. Io vi saluto e noi ci vediamo il prima possibile con un nuovo video.